Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con veloce Chopin Griff che prende la testa nei confronti di Barcellona Sun, la terza posizione per Bellamente, all'esterno rimane Diesel B, poi Axel Nib, quindi America di Risaia che precede Zingaro Gad, prova a venire in avanti dal secondo nastro King Nass che è stato quello che ha girato meglio di tutti. 15,9 per i primi 200 metri di corsa da parte del battistrada Chopin Griff che da favorito ha preso la testa e ora guida il gruppo. All'esterno Diesel B, in corda Barcellona Sun, poi Bellamente, quindi King Nass che risale, va a fare la seconda pariglia precedendo Vaumar, poi Capta, ancora in corda Axel Nib, America di Risaia, Zingaro Gad, Zico, via via gli altri. Si vanno a completare i primi 600 metri passati in 45,9 sul piede dell'1, 16,5 da Chopin Griff che continua nel suo percorso d'avanguardia. Allo scoperto Diesel B, in corda Barcellona Sun precede Bellamente ed Axel Nib, la seconda pariglia per King Nass, poi ancora Capta, dopo che il primo giro se n'è andato in 1-1,5. Chopin Griff prosegue in vantaggio nei confronti di Barcellona Sun, muove in terza ruota dopo 1 chilometro King Nass. 1.17,4 in 1000 di gara e King Nass rompe gli indugi, va all'attacco di Chopin Griff, dà la prima bordata sotto alle tribune, frazione in 14,8, King Nass attacca Chopin Griff, rimane a contatto Barcellona Sun mentre calano drasticamente sia Diesel B che Bellamente che fanno tappo a tutto il resto del gruppo dal quale prova a venire via Capta. La curva di destra passata in 14,2, Chopin Griff in vantaggio, King Nass che attacca, poi Barcellona Sun, in quarta posizione ancora Bellamente, Capta che prova a mettersi sulle gambe in mezzo alla pista ma per il momento fa fatica a passare Diesel B, la retta opposta passata in 14,3, 2 minuti e 7 decimi il miglio di gara, insiste King Nass all'attacco di Chopin Griff che prova una strenua difesa ma King Nass tende a passare a metà della piegata conclusiva, poi Barcellona Sun, quindi Bellamente che si riprende insieme a Capta all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, è passato King Nass nei confronti di Chopin Griff, poi Bellamente che prova ad andare su Barcellona Sun e ancora Capta. King Nass nel finale stacca e viene a vincere nei confronti di Chopin Griff, al terzo Bellamente, al quarto Barcellona Sun, al quinto Capta, 34 ad arrivare, 1.15,8 ragguaglio cronometrico per il successo di King Nass. Alessandro Gocciadoro, guidatore, allenatore per i colori della scuderia Glass e Bagar, a vittoria del figlio di Wishing Stone in percorso esterno nell'ultimo chilometro allo scoperto rispetto a Chopin Griff, lo batte nettamente nel finale, vince King Nass e Alessandro Gocciadoro, assegno nella tris di chiusura, secondo Chopin Griff, terza Bellamente, quarta Barcellona Sun, quinta Capta. Questi i primi 5 della tris di serata, premio Quantiz B dall'Arcoveggio di Bologna.